serata, direi, parte con tutti i presupposti per essere una serata molto interessante, piacevole, ricca di spunti enogastronomici. Cercherò di non soffermarmi tanto, perché sugli spumanti sarebbe da parlare ore e ore, e allora ruberei tempo anche invece a quello che è la preparazione del cibo, e gli ingredienti non solo, ma anche l'abbinamento, soprattutto questa sera è uno dei temi da affrontare. Allora, vedete, avete questa scheda molto ben preparata, dove all'inizio c'è una breve introduzione al mondo dell'abbinamento cibo-vino, che soprattutto riguardante gli spumanti. Nella seconda pagina vi ho fatto aggiungere una scheda che c'è anche in fondo alla brochure che diamo con i corsi di avvicinamento a chi li avesse fatti, che però durante i corsi per motivi di tempo non viene mai affrontata. Questo è un po' uno stimolo, se voi avete voglia anche di provare un gioco, no? Alla fine, a dare dei punteggi, dei valori alle percezioni gustative di bocca e di naso. È un gioco che ci permette di capire se l'abbinamento che stiamo effettuando è più o meno azzeccato. Branzino, spigola, loup de mer, è un pesce che oggi forse l'aspetto dell'allevamento non intensivo, ma nelle nostre zone con una percentuale di acqua abbastanza e di spazio abbastanza grande ci permette di avere un branzino col corpo turgido, lungo, allungato. Voi sapete tutti che esistono due tipologie di spumanti nel mondo delle bollicine, fra virgolette. È un termine che viene sempre più usato, a me non piace molto, perché in realtà, ecco, un buon spumante si riconosce quando mandate via proprio tutte le bollicine, il bicchiere rimane un buon vino. Per errore nella Francia dei conventi, dove molto probabilmente un vino rimasto tappato con un residuo zuccherino, apertolo in uno di questi conventi proprio nella zona dello Champagne, si sono accorti che era buonissimo e che anzi i frati bevevano molto più volentieri il vino mosso rispetto allo stesso vino fermo. Aggiungiamo le nostre erbe che abbiamo scottato, va bene? Scottato, e quindi abbiamo lasciate verdi. C'è un termine friulano che parla di queste erbe come lidum o litum, che vuol dire lidi, vuol dire soffriggere leggermente. Bene sulla qualità, cerchiamo di fare un prodotto importante di qualità, quindi sono tutti prodotti abbastanza alcolici, sono tutte maturazioni naturali su pianta, surmaturazioni, quindi raccogliamo l'uva che è a maturazione perfetta e anche qualcosa oltre, e questo ci ha dato, secondo me, secondo noi, un ottimo impulso sia sul mercato e dopo anche un piacere nostro maggiore di fare viticoltori. Abbiamo comunque dei profumi un po' più evoluti e una vita, una shelf life del vino maggiore rispetto ad un vino, insomma, dei 10-11 gradi classici. Io non ce la farò, sospirare ventenne, mi sa che me lo scordo, ormai Scherzano? no, bisogna trattenere il tappo.
Era il Rue.